Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto la pillola, cioè dalla mascherina, praticamente oggi parleremo di come si suol dire, di un tema piuttosto già visto nelle scorse pillole vostro Marietto Veneziano. Comunque ho utilizzato dei circuiti aggiunti per rinforzare un po' questa ricerca e selezione dell'eventuale lui o lei. Quindi prima di iniziare questa piccola pillola didattica con i circuiti radionici e radiostesici, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera teniamo un percorso di esoterismo dalle 20:30 in avanti ed è gratis. Bene, iniziamo un po' a vedere questa micropillola, però per prima cosa vi chiedo, se non avete ancora fatto, di andare a vedere le pillole su come creare un cerchio di fuoco o ovetto luminoso e anche una piccola meditazione della stella di Davide, così che quando usate il pendolino siate più performanti e più sicuri, che siate protetti da energie negative, anche perché quando si fa delle ricerche radiostesiche col pendolino ci si aggancia delle linee energetiche di altre persone e non si sa mai cosa si va incontro. Quindi la prima cosa è fare un bellissimo ovetto blu e anche una meditazione di Davide, della stella di Davide. Dopodiché si prende questo bellissimo circuito che si trova nel sito del capitano.altervista.org e lo si guarda attentamente per un paio di minuti, così che resta impresso nel subconscio. Fatto questo, iniziamo la nostra micropillola. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, il nostro pendolino, mettiamo qui la foto del testimone o qualcosa che rappresenti il testimone, tipo un capello, un pezzettino di unghia, un nome scritto con data di nascita, nome e cognome, e lo mettiamo qui e chiediamo se è lui quello che doveva venire e ipotizziamo che ci dice il pendolino ci dice di sì, quindi siamo già sulla buona strada, vedete? Bene, a questo punto siamo sicuri che è quello giusto per noi o quella giusta per noi, andiamo avanti con i prossimi quadranti radiostesici. Togliamo e prendiamo il quadrante radiostesico per la frequenza Bovis, cioè mettiamo sempre qui il testimone e valutiamo quanti Bovis ha. Vi ricordo che una discrepanza superiore a 1500 Bovis fra una coppia indice che ci saranno sicuramente dei problemi di comprensione. Ipotizziamo che lui sia vedete, sui 9500 Bovis, 9500 Bovis. Questo sta a indicare che voi non potreste essere o superiori ai 10.500, 11.000 o inferiori a 7.500 Bovis, perché questo sta a indicare che in questo range di vibrazioni la coppia funziona. Bene, fatto questo, vi ricordo sempre che il quadrante radiostesico per la frequenza Bovis per la ricerca lo si trova nel sito del capitano.altervisto.org, è scaricabile gratuitamente. Andiamo avanti e a questo punto abbiamo il quadrante radiostesico per la valutazione di un rapporto di coppia e vediamo un po' come sarebbe la vostra coppia. Si mette sempre nel cerchietto di valutazione, il cerchietto per il testimone, e si valuta un po' come questa coppia, che potreste essere voi o altre persone. E a questo punto vedete che questa coppia sarà tra il discreto e il buono, potrà avere un'unione discreta e buona. Perfetto, quindi ci saranno poche incomprensioni. Bene, fatto questo, passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Il prossimo quadrante radiostesico è che voi volete vedere chiaro se questa persona che voi avete incontrato è vampirizzata, parassiti astrali, larve astrali, elementali, fatture, voodoo, incantesimi neri, perché chiaramente
può sempre succedere che prima di voi abbia incontrato o abbia avuto problemi, e quindi voi volete essere sicuri di non portarvi in casa un problema e qualcosa di positivo, e non qualcosa che sia un peso, una palla al piede. Quindi mettete qui il vostro testimone e cominciamo a indagare se il soggetto ha qualche problema astrale, eterico, e vediamo subito che è impregnato di larve astrali. Vi ricordo che bisognerebbe sempre fare 2 prove per vedere che tipo di attacchi ha questo soggetto. Primo, larve astrali, e vediamo la seconda è praticamente sto tipo qua. Ha avuto sicuramente qualche contatto con qualcosa di occulto veramente negativo, perché vedete che ha anche degli incantesimi neri, quindi abbiamo visto che ha delle larve astrali e incantesimi neri, degli incantamenti neri, quindi sapete già che questa situazione sarà discreta, avrà qualche problemino, no? E dovete lavorare su larve astrali e incantesimi neri, o vi fate fare la pulizia da un operatore che ha delle competenze, oppure scaricate dal sito alcapitano.altervisto.org dei circuiti che aiutano in questa direzione. Bene, passiamo al prossimo circuito radionico, cioè praticamente è sia un circuito radionico che un quadrante radiostesico, e questo qui serve per unire le coppie. Quindi vedete c'è il fiore della vita, ci sono 2 croci cosmiche, e qui dovete mettere, se siete sicuri che lui, visto che abbiamo visto che è sì quello che doveva venire, mettete il vostro nome e cognome, il suo nome e cognome, lo mettete qui dentro, prendete il pendolino, chiaramente scrivete l'intento unire e li unite col pendolino in senso orario, vedete? Bene. Fate questa operazione, finita questa operazione mettete questo circuito radionico in un posto sicuro, sopra un armadio, dentro un cassetto, insomma, fin quando non viene esaudito questa vostra operazione. Se siete sicuri che il pendolino vi abbia detto di sì, che è lui quello che doveva venire, a questo punto dovete solamente lasciare il tempo che faccia il suo corso. Bene, cari amici, per oggi la pillola del vostro Marietto è finita. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Guide Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!